Presentato il progetto per il rifacimento dei ponti sul canale Masina e sul fiume Gorzone lungo la strada provinciale 41 nel territorio di Sant'Urbano nella Bassa Padovana. Un progetto importante che prenderà il via da settembre. Abbiamo presentato il rifacimento del ponte a Sant'Urbano per un valore complessivo di 5 milioni di euro, finanziati una parte da parte del Ministero delle Infrastrutture per 2 milioni e 86 mila. Andiamo ad aggiungere un altro tassello fondamentale per interventi di rifacimento di ponti nella Bassa. Settimana scorsa avevamo presentato il rifacimento del ponte a Borgoforte, quindi andiamo ad aggiungere un altro tassello importante. Un intervento volto alla sicurezza delle infrastrutture, ma anche a quella ambientale dei fiumi, come sottolineato dall'assessore regionale Elisa Venturini. Un occhio d'attenzione in questo caso all'area della Bassa Padovana, dove diventa quindi fondamentale garantire la viabilità e anche la sicurezza da un punto di vista idraulico. I cittadini devono portare pazienza sicuramente perché i ponti creano, soprattutto nel momento dei rifacimenti, dei disagi, però l'obiettivo è chiaro ed è di assoluto valore. In questo caso gli enti pubblici vogliono dare il proprio contributo proprio per una messa in sicurezza dei cittadini del territorio.